Bode, welcome here in Asolo. You travel a lot, I mean, for your job. How do you find this area? Did you get the chance to visit a little bit the surrounding of Asolo? Yeah, on this trip, no. I got in last night, and it's pretty busy, but I've spent a lot of time here, over from Andalo to Cortina and Posto de Fassa, and so I love the area. It's amazing food and wine, as I said, and grappa, and a great culture here. Really a historic space, and the mountains from here is an amazing view. But up in the Dolomites is my favorite mountain range in Europe, and I love spending time there. Make sure you have fun and enjoy, but also bring the responsibility or the conscious approach of young people to the stage as well, because there's an opportunity to communicate what they want, which is the generation that's going to inherit all of this from us as we get old. So using the platform to speak, I think it's better now than it's ever been to use that to communicate more than just I gave it 100% today and I'm sad that I got second place or whatever. You know, there's a lot of potential there to have a good social impact. Presidente, che effetto fa avere come ambassador un gigante come Bode Miller? Beh, sicuramente per un'azienda come Scarpa, che è dell'ambiente montagno, e sentire quello che ha riferito durante l'intervista è stato un onore essere qui e far parte di questo momento di convivialità con questo atleta che sicuramente ha lasciato nel suo percorso di atleta, sicuramente ha lasciato dei ricordi vivissimi che io personalmente ho ancora nella mente, anche se non sono un provetto sciatore. È vero che anche un ingegnere vi ha dato qualche consiglio proprio puramente tecnico? L'ho scoperto stamattina, non lo sapevo, io lo conoscevo come sciatore, ma da quello che ho potuto sentire quando si è confrontato con il nostro team di R&D, sicuramente ha delle nozioni di ingegneria che potranno ritornarci utili.